Giornata importante oggi per la Nautilus Academy di Catania, che ha organizzato un incontro formativo per i suoi studenti di arti digitali, assieme a Simone Iannuzzi, un artista 3D catanese impiegato oggi alla Walt Disney Animation Studios. La missione principale della Nautilus Academy è proprio quella di creare delle occasioni di crescita reale per i suoi studenti, far conoscere e portare in Sicilia esponenti a livello internazionale e far conoscere i talenti del territorio. Quando siamo partiti con questo progetto è stata un'idea sicuramente ambiziosa, ma più probabilmente pazza, perché siamo partiti con questa idea di creare nella nostra città un posto per dare un'opportunità ai ragazzi che hanno intenzione di studiare quello che fino a prima erano costretti a fare fuori dal territorio, quindi dovevano abbandonare non solo la città ma anche la regione. In generale tutti i ragazzi del meridione hanno meno opportunità per questo ambito di studio. Siamo partiti come le più grandi start-up in una piccola stanza in affitto con 4 computer e un poco più di una dozzina di studenti, e in pochissimo tempo c'è stato un enorme riscontro. Abbiamo quasi decuplicato i numeri, siamo un poco meno di 200 quest'anno, e fondamentalmente dimostra che il territorio aveva bisogno di questo. I ragazzi hanno voglia di imparare queste nuove tecnologie, questi nuovi possibili sbocchi lavorativi. Le caratteristiche principali che ci contraddistinguono, quello di cui siamo anche più orgogliosi, sono sicuramente l'aspetto familiare, cioè il clima che si respira tra i corridoi, tra i banchi, è in generale diverso da quello che può essere un'università o un ambiente scolastico tradizionale. Da noi funziona molto più con un numero ristretto di ragazzi, abbiamo classi piccole, sono 7-10 ragazzi per corso, e fondamentalmente il clima che si va a creare con i docenti è un po' come quello di un tutoraggio, è un clima molto individuale, ci si dà tutti del tu, è molto informale come ambiente. L'altro aspetto peculiare è che la nostra è un'accademia tutta pratica, quindi da noi non ci sono voti o interrogazioni o libri di testo, da noi sono ore di laboratorio, come una volta si imparava il mestiere andando alla bottega dell'artigiano e vedevi gli strumenti del professionista. Noi facciamo lo stesso ma con strumenti differenti, noi usiamo un software e un computer come attrezzi di lavoro. L'idea è proprio di fare da trampolino di lancio per il talento che andiamo a creare, così che i ragazzi abbiano un modo per far vedere quello che sanno fare e probabilmente così facendo diventa lavoro. Questo è il modo. Quello che noi cerchiamo di fare è di invitare la maggior parte delle volte ospiti internazionali che in realtà fanno parte del nostro territorio. In questo momento abbiamo qui a Catania proprio Simone Iannuzzi, che è il nostro concittadino, quindi di Catania, e che tra pochissimi italiani che lavorano negli studi Disney ce l'ha fatta. Quindi per noi è un sogno concreto, non più utopistico, per uno studente che è alle prime armi. Diamo supporto tramite anche case studenti, questo aiuta tantissimo chi viene fuori sede, quindi abbiamo cercato proprio di creare questa realtà per cercare di dare una speranza al domani, quindi a questi ragazzi nuovi di queste nuove generazioni. Mia mamma, quando ero piccolo, mi chiedeva cosa vuoi fare da grande, ha una videocassetta con me e io rispondo voglio fare cartoni animati, quindi un po' fin da piccolino ho sempre voluto fare cartoni animati e sono molto testardo, e quando voglio ottenere qualcosa la devo ottenere in qualche maniera. Aspirare a qualcosa, insomma, essere ambiziosi poi ti porta chissà dove, a volte sì, a volte no, forse sono stato fortunato, insomma. C'è stato un cartone animato che ha fatto scoccare nel piccolo te appunto questo amore? Guarda, ce ne sono stati 2 o 3, direi. Il primo, La spada nella roccia, che è stato il mio primo cartone animato in assoluto, e poi abbiamo indubbiamente Toy Story, perché ha cambiato il modo di fare cinema in 3D. Il progetto al quale sei più legato? Guarda, indubbiamente Oceania 2 è stato qualcosa di forte, perché è stato il mio primo cartone animato Disney a cui ho lavorato, e quindi me lo ricorderò per tutta la vita, insomma, quanta pressione e quanta felicità allo stesso tempo c'era nella realizzazione, ecco, quindi questa è stata sicuramente la mia prova del 9. Quando pensi, insomma, che c'è una porta chiusa davanti, continuare a battere la testa e battere il pugno finché appunto la porta si apre, e soprattutto appunto essere curiosi, insomma, non fermarsi mai a quello che c'è davanti al software.